Partiranno all'alba in corriera da Vittorio Veneto Conegliano, San Polo di Piave. 1 migliaio i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto che raggiungeranno Parco San Giuliano per la visita di Papa Benedetto XVI domenica mattina. Una giornata di festa per i molti trevigiani che raggiungeranno Mestre, un pellegrinaggio che inizierà già durante il viaggio nell'attesa delle celebrazioni. Dalla diocesi complessivamente circa 1 migliaio di persone di tutte le età, raccolte nelle varie corriere, 14 in particolare complessivamente, più altre 300 persone che andranno con mezzi propri. Alle 10 inizierà la messa, ma il parco sarà aperto già dalle 5:30 per favorire l'afflusso dei fedeli. I trevigiani si sommeranno alle 100.000 persone attese, che potranno però arrivare anche a 200.000, molti anche i volontari della provincia che raggiungeranno il parco alle prime ore del giorno. E dalla diocesi di Vittorio Veneto partiranno anche numerosi giovani. Alcuni di loro parteciperanno all'incontro con il Santo Padre, dopo aver assistito alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II a San Pietro il 1° maggio. Noi come pastorale giovanile avevamo offerto la possibilità di costituire una corriera, e di fatto più o meno abbiamo costituito questa corriera di una 50ina di giovani, anche se altri giovani sono distribuiti un po' nelle corriere con gli adulti. E questa giornata sarà molto importante per i fedeli trevigiani, un momento per riflettere e rinnovare la propria fede. E avere il Papa che viene in diocesi è un appuntamento importante per ogni cristiano, perché appunto, come è un po' il titolo, lo slogan della giornata conferma la nostra fede. Noi tutti abbiamo bisogno di essere confermati da Pietro, dal successore di Pietro, e quindi è un momento di chiesa importante per la nostra fede.